Diamo il benvenuto in studio anche al commissario Edoardo Pianezza della Questura di Taranto. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a voi per aver accettato di raccontarci questa mattina, di fare un piccolo focus, un approfondimento sul fenomeno terribile delle truffe agli anziani, un fenomeno che in qualche modo è cresciuto negli ultimi anni, ma d'estate rischia di essere un momento particolarmente critico, anche se vogliamo in qualche modo per la solitudine che alcuni anziani vivono. Però ecco, partiamo dall'inizio, commissario. Quanto è diffuso, tanto per cominciare, nel nostro territorio? Quanti casi, no, al di là dei numeri in qualche modo, quanto è preoccupante questo fenomeno? Beh, innanzitutto è un problema che potremmo definire una piaga sociale, perché ci si prende gioco di persone che sono vulnerabili sia per motivi anagrafici sia anche in ragione del fatto che le truffe vengono ormai perpetrate non soltanto più in presenza ma anche tramite gli strumenti elettronici, anche e soprattutto per la mancata conoscenza, per inesperienza dello strumento elettronico, del telefono cellulare o del dispositivo in uso. È un fenomeno che anche nel Tarantino è diffuso, lo dimostrano anche i dati. Nel mese di maggio ci sono pervenute tantissime segnalazioni e ormai è un fenomeno se è molto diffuso anche in ragione dell'esperienza sempre più crescente del truffatore, che ormai assume vesti non soltanto del classico corriere, spedizioniere, ma purtroppo anche simulando l'appartenenza alle forze dell'ordine. Eh sì, so quella roba è tipo che ha fatto suo nipote ha avuto un incidente. A chiunque sia in ascolto, se i vostri nipoti vi comunicano telefonicamente che hanno avuto, voi chiamate il numero unico delle emergenze a prescindere, diciamo. Poi si vede se è vero o meno, tanto danni non se ne fanno se si chiama il numero unico delle emergenze, anzi assolutamente no, e difatti lo dimostrano le varie campagne di sensibilizzazione che la Polizia di Stato sta organizzando, volte appunto a sensibilizzare non soltanto le persone anziane, le persone vulnerabili, ma soprattutto anche i giovani, i nipoti, i vicini, chi è vicino per motivi affettivi o per motivi anche di vicinanza fisica, può essere anche il vicino di casa e di rimpettraio, nel chiamare e nell'allertare subito il 112, il numero unico di emergenza. Commissario, lei prima parlava di nuove tecnologie, ma mi pare di capire, ne parlavamo un attimo, accennavamo un attimo fuori onda, anche l'intelligenza artificiale ormai viene utilizzata al servizio di queste finalità terribili. Purtroppo sì, i gruppi criminali un po' più organizzati riescono anche a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per simulare la voce di persone reali e quindi indurre ancora di più in inganno le persone anziane che obiettivamente hanno difficoltà a capire se effettivamente quella voce che può simulare ad esempio la voce del nipote possa essere effettivamente vera oppure no. Se rispetto alle tipologie di cui parlavamo prima, no? E l'appartenenza alle forze dell'ordine, ricordo qualche tempo fa sulla Gazzetta abbiamo raccontato anche la storia di un pacco da consegnare al piano di sotto del palazzo, e mentre questo anziano scendeva qualcuno aveva provato. Quante casistiche, non so se ne avete mai provate a mettere insieme, però ecco, i casi più frequenti quantomeno, quali sono? Allora, a livello diciamo di studi, le truffe si dividono in truffe in presenza, che vengono perpetrate quindi alla presenza e della persona offesa e del truffatore, e purtroppo stanno prendendo sempre più pieghe le truffe chiamate telematiche o le truffe che appunto utilizzano il mezzo informatico. Sono per esempio il cosiddetto phishing, ovvero l'invio di email che inducono la persona anziana, data l'inesperienza, a cliccare un link che fa accedere a un portale, a un sito internet che è simile in tutto e per tutto a un portale che può essere di una pubblica amministrazione, di un istituto bancario, di un istituto previdenziale, che fanno sì che l'anziano sia indotto a inserire dei dati, anche purtroppo di carte di credito, che poi possono essere utilizzati in futuro dal truffatore per perpetrare e consumare la truffa o anche altre tipologie di reato. Oppure lo smishing, che sostanzialmente condivide lo stesso modus operandi, ma anziché prevedere l'invio di mail, quindi a mezzo computer, prevede l'invio di messaggi attraverso i quali si può accedere a un link ingannevole. Oppure le truffe che vengono perpetrate mediante telefono, come è capitato per esempio 7 giorni fa. C'è pervenuta segnalazione da parte di una persona anziana che aveva ricevuto una chiamata da parte di un presunto nipote che si era finto tale, aveva finto un disguido con un ufficio postale che appunto comportava il rilascio di una somma di denaro ingente di 6.000 euro,
ma data l'impossibilità di dare questa cifra, nel frattempo attraverso un complice si era presentato a casa della persona anziana un presunto appartenente alle forze dell'ordine che aveva richiesto il denaro contante, 450 euro più vari monili d'oro, che la persona anziana purtroppo è stata indotta a consegnare. Siamo in studio, buongiorno Taranto, con il commissario Edoardo Pianezza della Questura di Taranto. Con lui stiamo affrontando il tema delle truffe agli anziani. Ci siamo lasciati parlando di una cosa molto tecnica, cioè la prescrizione, cioè sostanzialmente un reato deve essere giudicato entro un tot di tempo, altrimenti il procedimento si interrompe. Questo anche in qualche modo per evitare che la gente sia sotto processo per 30 anni. È stata pensata, poi è stata usata in una maniera leggermente diversa in alcuni casi, però ecco, è un fatto che la truffa si prescriva, ci dicevamo, in 6 anni, 7 anni più o meno. Quindi il consiglio per evitare che quella cattiveria finisca in un nulla di fatto dal punto di vista giudiziario è telefonare subito, avvisare subito, denunciare immediatamente. Sì, assolutamente, lo ripeto, non soltanto il 112, che ovviamente consentirebbe un intervento immediato delle forze dell'ordine, ma anche allertare il nipote, il figlio, il vicino di casa, perché con una sensibilità e un'esperienza diversa riuscirebbero già subito a capire se si può trattare di una truffa oppure si può trattare invece di una situazione effettivamente reale. Quindi tutte le campagne che la Polizia di Stato ha organizzato sono volte, appunto, lo ripeto, a sensibilizzare non soltanto per la chiamata al 112, ma anche per l'intervento della persona vicina. Questo ci porta a pensare anche a un'altra cosa, il fenomeno delle truffe agli anziani. Quanto li lasciamo soli i nostri anziani? Questo da un punto di vista sociale diventa in qualche modo una sorta di aggravante rispetto a questa piaga. Purtroppo sì, e devo dire anche in estate con le temperature molto elevate gli anziani tendono a non uscire di casa e quindi rimangono ancora di più soli, vulnerabili. Sono truffe che possono essere perpetrate, lo dicevamo prima, anche in presenza, quindi si palesa il truffatore alla porta della signora anziana, che sfruttano proprio lo stato di vulnerabilità, di paura, di tensione per via anche delle numerose notizie sempre più negative che pervengono nei telegiornali, e quindi si approfittano di questo stato di debolezza per perpetrare de visu di persona la truffa. Un'ultima cosa, parlavamo prima del fatto che oggettivamente una parte di questi truffatori è a conoscenza di informazioni legate alla vittima, quindi il nome del nipote piuttosto che del figlio e della figlia. Io ho sempre paura che ci sia un basista da qualche parte che gli passi informazioni, però mi dicevate mentre eravamo fuori onda che in fondo basta solo anche guardare i social. Sì, noi tutte le informazioni purtroppo appartengono ormai a chi ha proprietà di social media, quindi tutte le informazioni che ci riguardano, la maggior parte di esse possono essere reperite facilmente attraverso internet, attraverso i social, sia i nomi sia le voci. Che non vuol dire che in qualche modo non dobbiamo pubblicare, però forse ci riporta ancora una volta alla mente quella riflessione su quanto dobbiamo l'equilibrio pubblicare. è la chiave di tutto, sempre, a prescindere. Quindi pubblicare sì, ma con raziocinio, evitare che si possano estrapolare da quel determinato post informazioni che possono essere più sensibili, tipo la foto alla via di casa, al palazzo, informazioni che possono essere utilizzate da abili truffatori anche per geolocalizzare proprio la posizione. Insomma, meno post, più visite magari di umane, ecco, dei visu alle persone anziane, ma non solo ai nostri parenti, come diceva il commissario, anche a qualche vicino di casa, qualcuno che in qualche modo vive solo e che ha bisogno anche solo di un contatto umano. E poi, mi raccomando, chiamate il 112, chiamate il numero unico di emergenza. Noi siamo in chiusura. Vogliamo aggiungere qualcosa, commissario? No, possiamo dire che noi ci siamo, ci saremo sempre, esserci sempre è il nostro motto. Noi per norme di legge siamo al servizio del cittadino, però allo stesso tempo noi stimoliamo la collaborazione del cittadino stesso, quindi mi raccomando, stiamo vicino ai nostri nonni, alle persone nostre care, più anziane, più vulnerabili, però ecco, allertiamo sempre le forze dell'ordine o in subordine, cerchiamo di intervenire con la nostra sensibilità, con la nostra esperienza per cercare di tamponare queste situazioni. Grazie al commissario Edoardo Pianezza della Questura di Taranto per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi per l'invito.